Non poteva che essere Verona la città scelta per l'Ecomuseo Internazionale del Vino. È stato infatti presentato oggi a Vinitaly 2022 durante una conferenza stampa alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il vino è una componente fondamentale dell'offerta turistica. Noi abbiamo la fortuna di avere produzioni di eccellenza, ma non solo, anche cantine bellissime da visitare. Insomma, il vino in Italia è una componente fondamentale per il turismo. Noi abbiamo l'esempio di Bordeaux in Francia, dove si è fatta una grande organizzazione dietro il Museo del Vino. Non è una cosa, non è una scatola così banale, però poi lo spiegheranno bene il professore e chi portano avanti il progetto. Noi abbiamo qualche anticipazione, la sposiamo ben volentieri come idea, perché l'Italia ha bisogno di organizzazione, perché questo sarà poi l'hub per tutta Italia, per l'enoturismo di tutta Italia, e questa è la vera innovazione di questo progetto. C'è questo progetto che il Ministro prima ha dichiarato che lo sosterrà in maniera importante, quindi logico che se a Verona di fronte alla fiera viene il Museo del Vino, che diventerà un grande attrattore per fare incoming nell'enoturismo, oltre che consolidare Verona quale capitale del vino italiano, credo che questo sia veramente una buona notizia. Abbiamo molte capacità inespresse nel nostro mondo enoturistico e legate anche al mondo del vino, credo che questo possa suggellare e dare veramente una mano importante al settore. Verona, come già sapete, già rappresenta l'Italia nella rete internazionale enoturistica di Great Wine Capitals, è sede sicuramente di una delle manifestazioni leader assolute nel mondo del vino, e certamente questa iniziativa andrà a completare questo posizionamento. Il museo si andrà a collocare nelle gallerie mercatali che per tanti anni hanno ospitato l'ex mercato ortofrutticolo, quindi sarà un recupero di fabbricati storici, sarà anche un recupero urbano, perché sono previste una serie di interventi che renderanno questa zona davvero bella, attraente e vivibile ed ad alta qualità, e sarà un progetto a consumo zero.